Crispina era una donna forte e coraggiosa, una madre amorevole e una figura di grande stima nella sua comunità. Viveva in una terra arida e affascinante, in una città chiamata Tagora, immersa nella bellezza della Numidia. Era una donna di rango elevato, con una vita che molti avrebbero considerato completa, una famiglia unita, una casa piena di risate e affetti. Ma per Crispina la cosa più preziosa non era ciò che possedeva sulla terra, era la sua fede, luminosa e indistruttibile, che portava nel cuore come una fiamma viva. Un giorno arrivarono ordini crudeli. Il potente imperatore richiedeva sacrifici agli dei pagani. Crispina, però, conosceva un solo Dio, il creatore del cielo e della terra. Non avrebbe mai tradito il Signore, nemmeno per salvare la propria vita. Così, quando i soldati la portarono davanti al proconsole Anulino, il suo volto era sereno, i suoi occhi pieni di luce. Non tremava, non abbassava lo sguardo. Era pronta a difendere la sua fede. Anulino la osservò con sguardo severo e le parlò con durezza. «Perché rifiuti di obbedire all'imperatore? È un ordine semplice, basta un gesto, un sacrificio, e potrai tornare dai tuoi figli, alla tua casa». Crispina, però, rispose con voce ferma: «Io non farò mai sacrifici a dei falsi. Il mio cuore appartiene al Dio vivente, a Gesù Cristo, che è morto e risorto per salvarci». Le parole di Crispina risuonavano nella sala come il canto di un uccello libero. Anulino, frustrato dalla sua resistenza, cercò di intimidirla. «Sai cosa accadrà se non obbedisci? Ti taglierò i capelli, ti umilierò davanti a tutti e infine ti condannerò a morte. Vuoi davvero morire? Vuoi abbandonare i tuoi figli?» Ma Crispina, con un sorriso dolce e pieno di forza, rispose: «Non ho paura delle tue minacce. Io temo solo il mio Dio, che mi ama e mi protegge. Se dovrò morire per Lui, lo farò con gioia». Le sue parole scatenarono la rabbia del proconsole. Ordinò che le venissero tagliati i capelli, un gesto pensato per umiliarla. La folla rideva, ma Crispina non si turbò. Rimase calma, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Quando Anulino la interrogò ancora, cercando di piegarla con promesse e minacce, lei rispose sempre nello stesso modo: «Non posso tradire il mio Dio. I vostri dei sono solo pietre, opere fatte dalle mani dell'uomo. Io adoro il Creatore, il Signore di tutto ciò che esiste». Alla fine, Anulino, sconfitto dalla sua incrollabile fede, pronunciò la sentenza. Crispina sarebbe stata giustiziata. Mentre veniva condotta al luogo della sua morte, camminava con passo deciso, senza paura, come una regina che si avvia verso il trono. La sua fede illuminava ogni suo movimento e le persone che la osservavano rimanevano colpite dal suo coraggio. Quando giunse il momento, Crispina sollevò gli occhi al cielo e disse: «Lode a te, Signore, che mi hai scelta per testimoniare il tuo amore. Accogli la mia anima e abbi misericordia di coloro che non ti conoscono». Con queste parole, la sua vita terrena si concluse, ma la sua anima volò verso l'abbraccio di Dio. La sua testimonianza divenne un faro di speranza per molti, una luce che ancora oggi risplende nella memoria di chi cerca forza nella fede. Crispina, madre e martire, rimase per sempre un esempio di amore e coraggio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.